Lei ha parlato di una ricostruzione che è praticamente all'inizio, ma che deve essere profonda. Se l'aspettava quando è arrivato che fosse così necessaria un cambiamento così drastico? E la seconda, vede similitudini con un'altra sua ricostruzione, quella della Juventus quando arrivò dopo 2 settimi posti e dopo il periodo più nero della storia recente della Juve? Grazie. No, sinceramente, se devo rispondere, mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato. Ecco. Pensavo comunque di trovarmi delle sorprese positive, per questo motivo anche quando io ho parlato all'inizio ho detto sì, anche in un'annata così negativa non bisogna buttare tutto, ma capire se in questa annata negativa ci sono anche delle cose da prendere. Mi aspettavo di ricevere qualche sorpresa positiva, però ho avuto difficoltà a trovarne, ecco. Quindi mi aspettavo di meglio, sicuramente, mi aspettavo di meglio, però, ripeto, siamo qui per lavorare, siamo qui per cercare di fare delle valutazioni insieme al direttore, insieme al club, in maniera obiettiva, in maniera razionale, e sapendo anche che non si può fare tutto subito, sapendo che dovremmo fare le cose per gradi, però trovarti in una situazione dove arrivi e comunque ci sono 9-10 uscite, cioè, significa che io vedo le altre squadre, no? Cioè, le altre squadre sono situazioni consolidate, dove vengono aggiunti dei pezzi, ma ne puoi vendere 1, 2, e vengono aggiunti poi i pezzi importanti sul mercato. Noi oggi non dico che siamo all'anno zero, ma siamo all'anno molto vicino, ecco, molto vicino allo zero, quindi questo non mi spaventa assolutamente, però è meglio essere chiari, perché quando c'è chiarezza, quando c'è realtà, quando poi si sa dove bisogna andare e i problemi che bisogna affrontare, cercare poi di risolverli, è importante che ci sia chiarezza per tutti, in primis anche per l'ambiente, per i tifosi, perché io penso, ecco, che loro è giusto che conoscano bene la situazione. Detto questo, chiedo grande unità, chiedo grande compattezza, perché è nelle difficoltà che noi dobbiamo cercare di essere tutti uniti, capirle, essere un corpo unico e cercare di riportare il Napoli quanto prima ad essere competitivo. Ci vorranno 6 mesi, ci vorrà un anno, ce ne vorranno 2, ce ne vorranno 3, questo oggi non ve lo so dire, assolutamente non ve lo so dire. So che incontreremo delle grosse difficoltà e dovremmo essere preparati, non fasciarci la testa prima, ma sapere a cosa andiamo incontro ci aiuterà ad essere più cazzuti, ecco, questo in campo e mi auguro anche fuori, ecco.